Salve a tutti, vediamo come sommare o sottrarre radici portando fuori dei termini dalla radice. Allora, noi possiamo sommare due radici se sono dello stesso tipo, si possono sommare o sottrarre. E qua sono tutte diverse. Uno potrebbe dire, beh, rimane così, non si può fare niente. Invece no, perché si può portare fuori i termini dalla radice. Ad esempio, radice di 18. Allora, bisogna scrivere 18 come un prodotto, però nel modo giusto, perché se noi diciamo 18 è 3 per 6, che è vero, allora radice di 18 potrebbe essere radice di 3 per radice di 6, però questo non ci aiuta perché radice di 3 e radice di 6 non sono valori esatti, però certo non si può fare sempre per tutti i numeri, però insomma se avete l'esercizio si dovrebbe poter fare. Radice di 18, 18 si può scrivere come 9 per 2. E questo sì che ci aiuta, perché abbiamo radice di 9 per radice di 2, e radice di 9 sappiamo calcolarla, è 3. Quindi la strategia è di scrivere questi numeri come un prodotto dove uno dei due è un numero di cui sappiamo calcolare esattamente la radice quadrata. Bene, quindi adesso facciamolo per tutti. Allora, e ci sono anche dei coefficienti davanti, li trascriviamo. Qui abbiamo questo, è uguale, qua abbiamo questo 2 e lo trascriviamo. Adesso radice di 18, come ho detto, è radice di 9 per radice di 2, perché 9 per 2 fa 18. Poi scriviamo quanto è. Allora, 48 è qui, che cosa dobbiamo prendere? Dobbiamo vedere se è divisibile con uno dei numeri di cui sappiamo calcolare la radice. Qua sarebbe 16, il 16 va nel 48 3 volte. E quindi abbiamo radice di 16 per radice di 3. Ok, poi più questo 3 lo trascriviamo, radice di 50, 50 è vero che 5 per 10, ma quello non ci aiuta, radice di 5 e radice di 10 non sono valori esatti, bisogna scegliere un'altra cosa, 25 per 2, quindi radice di 25 per radice di 2. Poi più 2, questo lo copio, radice 75, questo può sembrare più difficile, però abbiate bene in mente i multipli di 25, perché aiutano spesso a fare queste cose, 25, 50, 75, 100, 125, va così avanti, 75, 3 volte 25, mettiamo radice di 25 per radice di 3. Allora, radice di 9 è 3, 2 per 3 fa 6, abbiamo 6 radice di 2, meno radice di 16 è 4, 4 radice di 3. Allora, radice di 25 è 5, 3 per 5 fa 15, 15 radice di 2, più radice di 25 è 5, 2 per 5 fa 10 radice di 3. E come dicevo prima, si possono sommare solo quelle dello stesso tipo, quindi non potremo sommarle tutte, però possiamo sommare tra loro queste con la radice di 2. Abbiamo 6 radice di 2 più 15 radice di 2, fa 21 radice di 2, meno 4 radice di 3 più 10 radice di 3, meno 4 più 10 fa 6, allora più 6 radice di 3, e così siamo riusciti a calcolarlo. Sì, allora adesso facciamo una cosa simile, però con le radici terze, le radici cubiche, non le radici quadrate. Allora, per far questo, perché magari abbiamo meno dimestichezza con le radici cubiche, conviene tenere a mente i cubi, cioè le terze potenze di alcuni numeri, dei numeri da 1 a 5. Conviene un attimo ripetere questo perché ci aiuta molto quando dobbiamo fare queste cose. Qui abbiamo tipo x e qui x alla terza. Allora, perché tanto alla fine vengono più o meno questi valori qua quando facciamo esercizi. 1 alla terza è 1, 2 alla terza è 2 per 2 per 2 è 8, 3 alla terza, 3 per 3 per 3, 27, 4 alla terza, 4 per 4 per 4 è 64. Sì, 5 alla terza, 5 per 5 per 5 viene 125. Conviene avere bene a mente questi valori. Bene, adesso facciamo l'esercizio. Radice
cubica di 250 meno radice cubica di 16 meno radice cubica di 54. Allora, dobbiamo scrivere questi numeri come prodotto dove uno dei fattori è uno di questi numeri. Sì, boh, si potrebbe continuare, però in pratica serviranno questi. Allora, 250, vedete che 2 volte 125. Qui lo scriviamo come radice terza di 125 per radice terza di 2 meno radice, attenzione, questo non è radice quadrata di 16, questo sarebbe 4, radice terza di 16. Questo 16 lo scriviamo come 8 per 2, radice terza di 8 per radice terza di 2, meno questo 54, cos'è? È il doppio di 27, quindi radice terza di 27 per radice terza di 2. Andiamo avanti, quindi radice terza di 125 è 5, 5 radice terza di 2 meno radice terza di 8 è 2, radice terza di 2 meno radice terza di 27 è 3, 3 radice terza di 2 e adesso abbiamo soltanto radici cubiche di 2, radici terze di 2 e possiamo sommare 5 meno 2 meno 3 fa proprio 0. Allora il risultato è 0 radice cubica di 2, insomma è 0, perché 0 volte qualsiasi cosa fa 0. Va bene, l'abbiamo calcolato. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.